Assolutamente no, abbiamo seguito pedissequamente quanto previsto dalla Costituzione, chiediamo le 23 materie, abbiamo rinforzato la nostra richiesta con un referendum al quale hanno partecipato 2.328.000 venti. Direi che ci siamo, adesso spetta al governo decidere di inviare in Parlamento la bozza e ne accettiamo anche una discussione. Nodo Parlamento. Come sarà affrontato il nodo Parlamento? Ci sono ipotesi diverse. Guardi, a me non preoccupa la discussione in Parlamento, penso anzi che arricchisca questo grande dibattito che c'è sull'autonomia. Direi che sarebbe fondamentale far uscire una preintesa che sottoscriviamo dal Consiglio dei Ministri, verrà sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal sottoscritto. Questa preintesa potrebbe andare in Parlamento, se ne fa una discussione, si fanno mozioni, raccomandazioni, suggerimenti, dopodiché torna in Consiglio dei Ministri e cerchiamo anche di raccogliere eventuali indicazioni per poi firmare la vera e propria intesa. Nessuna modifica perciò in Parlamento rispetto alla intesa che poi dovete firmare? Ma l'intesa finale non può essere modificata, si può fare una fase intermedia nella quale il Parlamento dà i suoi suggerimenti, ma questo è previsto dalla Costituzione, non è una mancanza di disponibilità. Del resto non esiste in nessuna parte del mondo che un contratto firmato da due persone lo scriva una terza persona. Il Veneto non recede su nessuna delle 23 richieste e anche sull'aspetto economico che poi delle risorse che devono arrivare. Guardi, non è un atto di arroganza, le 23 materie sono scritte e elencate in maniera puntuale in Costituzione. Quanto alla norma finanziaria che abbiamo definito con il MEF, è una norma assolutamente rispettosa delle altre regioni, non è una secessione dei ricchi come dice qualcuno, anzi invito tutti ad andare a leggersi la norma e a leggere quello che chiediamo. Appunto qualcuno dice secessione dei ricchi, qualcuno il nord verrà privilegiato e su questo ci sono le tensioni anche politiche all'interno della maggioranza. Queste polemiche all'interno della maggioranza potranno pesare adesso nelle tappe successive della trattativa? No, guardi, io ho fiducia della maggioranza, visto e considerato che è rappresentata da due partiti che hanno sempre sostenuto l'autonomia, l'hanno messa nel contratto di governo e l'hanno anche messa nel DEF. Dall'altro, se si continua a parlare della secessione dei ricchi, invito tutti ad andare a leggere perché non è così. Cioè dire scemenze le si dice solo perché non si vogliono affrontare i veri problemi e la secessione dei ricchi rischia di diventare un alibi per qualcuno. Il rischio che si arrivi a dopo le europee, quando si arriverà ad una definizione del tutto? Dopo le elezioni europee con le tensioni che vi sono anche nella maggioranza di governo? Guardi, io non ho contezza dei tempi perché poi non li decido io. Penso che se si decidesse la procedura della preintesa firmata tra Governo e Regione Veneto, questa preintesa potrebbe andare velocemente in Parlamento e iniziare una discussione, quindi anche prima delle europee. Ma è anche una questione di tempi, cioè date un tempo massimo a questo possibile risultato? Guarda, questa ricerca sempre della deadline, dell'ultimatum non mi trovo tanto appassionato. Dico che il dibattito con una vera e propria riforma come questa ci vuole. Dico a tutti che noi siamo sul pezzo, non si è assolutamente rallentata la macchina, tant'è vero che come vedete il dibattito c'è tutti i giorni. Da esponente della Lega, preoccupato delle tensioni che vi sono anche sul tema autonomia, cioè il tema autonomia può essere un momento di spaccatura del governo? No, guardi, il tema autonomia è un tema di coerenza, lo è all'interno della maggioranza perché entrambi i partiti hanno sostenuto fino in fondo l'autonomia, il referendum e l'autonomia del contratto di governo e fuori dai partiti a livello nazionale perché su 20 regioni ormai ne abbiamo 17 che hanno l'autonomia nel caso di 5 regioni e altre 12 che l'hanno chiesta. Giovedì è stato convocato dal ministro Stefani. Siamo dal ministro Stefani, siamo da quel che ho capito con le 3 regioni diciamo, iniziali, quindi Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, è un'occasione ancora di confronto e la dimostrazione che si va avanti per la nostra strada con il nostro progetto. E nell'occasione proporrai a Stefani proprio questa idea di fare questa preintesa e poi in Parlamento o è un'idea uscita da lei? No, guardate, questa è un'idea che penso che potrebbe essere un punto di caduta e non ci vedo altre soluzioni. Andare con una preintesa firmata in Parlamento, il Parlamento ne discute, l'analizza fino in fondo, fa le sue raccomandazioni e le sue osservazioni, torna al tavolo del governo con la regione, con la rispettiva regione, si stila un'intesa definitiva raccogliendo e recependo la maggior parte delle osservazioni se possibile del Parlamento, dopodiché questa intesa firmata deve andare in Parlamento ad essere votata con un sì o con un no, perché la Costituzione è chiara, sì o no. 30 miliardi, chi dice il Sud non ce la farà mai ad affrontare gli sprechi? Guardi, i 30 miliardi di sprechi non sono virtuosità,
Quindi si tratta di decidere se conservare i 30 miliardi di sprechi o distribuirli per rilanciare l'economia al sud e fare qualcosa di molto più produttivo per il sud, perché se qualcuno al sud vuole andare a vendere la suggestione ai cittadini del sud che così, continuare così vuol dire avere dei vantaggi, lo andrei a chiedere a tutti i disoccupati che hanno se sono vantaggi questi. Ti ringrazio.